Una bara di legno chiaro, un cuscino di fiori di immensa delicatezza come era Riccardo, un germoglio a cui non è stato concesso di sbocciare. Il Duomo di Lamon, gremito in ogni ordine di posto dai compaesani delle tre comunità, Arina, Lamon, San Donato, stretti in un abbraccio discreto alla famiglia del 17enne ucciso dal padre che poi si è tolto la vita il 22 aprile scorso. Dalla chiesa, fuori telecamere e fotografi, la richiesta dei familiari assieme alla preghiera d'essere esentati da condoglianze personali. Per celebrare il rito funebre è arrivato il vescovo di Belluno Feltre, Renato Marangoni. Nel cuore della celebrazione della Pasqua, mentre risuonavano nelle nostre assemblee di preghiera l'annuncio della risurrezione di Gesù, la comunità di Lamon è precipitata in un silenzio di dolore che ha soffocato persino le lacrime. La perdita così tragica di un adolescente non trova ragioni neppure per parlarne. È difficile trovare le parole, lo fa capire Monsignor Marangoni, che accarezza con la fede l'immensa lacerazione d'affetto della mamma di Riccardo, della sorella, dei nonni e dei familiari. Quando il parroco d'Olivo mi ha inviato la foto del volto di Riccardo, mi sembrava di cogliere nei suoi tratti una immensa delicatezza, come quella di un germoglio a cui non è stato concesso di sbocciare. Il suo sguardo mi ha profondamente commosso. Il sorriso di un giovane adolescente proteso a vivere la vita, ha aggiunto il vescovo, che ha poi esortato la comunità a volgere lo sguardo ai giovani. È importante per tutti noi questo ascolto del cuore. È il momento per tutti noi adulti di avere il coraggio di guardare in volto questi adolescenti nella stagione primaverile del loro crescere e di lasciarci interrogare da ciò che ancora attendono da noi. Ci vuole il coraggio di riscoprire il dono di essere comunità, ha detto Monsignor Marangoni, per sottolineare l'importanza di essere gli uni vicini agli altri sempre, perché nessuna storia può rimanere estranea in una comunità. In questi giorni a Lamon è partita una sottoscrizione a sostegno della famiglia di Riccardo, la cui anima è stata donata a Papa Francesco. Noi vogliamo pensare che la sua affabilità e la sua tenerezza ti hanno avvolto, abbracciato, donato all'amore più grande.